l'azione del sindaco di Santa Lucia di Piave contro le norme e le regole della nuova legge nazionale anticorruzione. Noi amministratori ingabbiati dalla burocrazia di questa norma, dice. Botte ai piccoli alunni durante le lezioni del Corano, disposti gli arresti domiciliari per l'imam 36enne bloccato 3 mesi fa nel Trevigiano. Bandito armato e violento prende a sprangate il cassiere di un market a Conegliano, ma la reazione dei clienti consente di farlo arrestare dai carabinieri. Sono arrivati i droni in dotazione alla polizia locale di Treviso per combattere degrado e criminalità. Primo test stamani in una zona calda della città, quella di via Pisa. Traffico di scarti tessili in sacchi neri abbandonati nei capannoni. I carabinieri forestali di Modena scoprono un business illecito tra le destinazioni dei rifiuti in molte province del Veneto. 2 giovanissime denunciate dai carabinieri a Fonte si fingevano sordomute per ottenere soldi per una fantomatica struttura benefica. Aspettando l'arrivo di Monsignor Tomasi, puntata speciale domani sera di 40 da Ministro Rigo Gardini e 4 decenni di vescovi di Chiesa Trevigiana nelle immagini dell'archivio storico di Antenna 3, tra gli ospiti Giancarlo Gentilini. Buonasera e bentrovati in diretta con le informazioni da Treviso e dalla provincia di Treviso. In apertura di telegiornale l'avete sentito dai titoli la storia della nuova disobbedienza del sindaco di Santa Lucia di Piave, Riccardo Szumski, che domani terrà l'intero municipio con tutti i suoi uffici letteralmente chiusi. La protesta contro una nuova norma del governo centrale. Vediamo. Noi qui cittadini che domani mattina, non avendo letto gli avvisi che noi abbiamo messo fuori per tempo, venissero, troverebbero l'anagrafe chiusa e l'ufficio urbanistica chiuso, quindi dovrebbero tornare indietro con perdita di tempo. Il nuovo nato, se vedrà la luce in quel di Santa Lucia di Piave, non potrà essere registrato e ancora non si potrà protocollare un atto nell'omonimo ufficio né chiedere un appuntamento con il responsabile dell'ufficio demografico, il sindaco, indisponibile. Nelle prossime 24 ore l'intero municipio di Santa Lucia di Piave sarà chiuso per tutti, con una sola eccezione, il morto. E già, si legge così nei cartelli perché la protesta è contro la nuova legge anticorruzione firmata dal magistrato Raffaele Cantone, legge che prevede come il sindaco, ad esempio, possa essere segnalato come ipotetico colluso solo per il fatto che dopo aver indetto delle gare d'appalto per la città è stato visto prendere un caffè al bar con un imprenditore del posto o essersi fermato a fare 2 chiacchiere con lui. Io sindaco che faccio il programma delle opere che intendo fare devo autocertificarmi che non ci possa essere un sospetto, capite? Un sospetto di possibile conflitto di interessi con una ditta che io conosco per qualsiasi altro motivo, anche perché faccio il medico o per qualsiasi altro che vado a bere il cappuccino al bar, e che quindi io possa avvantaggiarla e rendere imparziale la pubblica amministrazione. Santa Lucia come Porto Buffolè non sono Roma, sbotta Szumski. Una cosa che non si è mai sentita, che farà perdere ulteriore tempo, ma che è un'aberrazione. Pensate a applicarlo a comuni piccoli, non so i grandi, dove è più facile che ci sia la corruzione, diciamolo pure. Ecco spiegato perché tutti i quasi 30 dipendenti comunali nelle prossime ore seguiranno in contemporanea il corso di formazione anticorruzione, pagato naturalmente dal comune. Io non ho nessun conflitto di interesse, sono quelli previsti dalla normativa, non devono essere affini né parenti e altre questioni, e quelli non partecipano, non possono partecipare. Ma se io incontro e saluto uno per educazione per la strada e frequentazione abituale, ma finiamola di sfornare tutte queste cavolate, per favore. E adesso gli arresti domiciliari disposti per l'imam accusato di aver picchiato i suoi piccoli alunni nella scuola coranica. Omar Farouk, il 36enne imam della comunità bengalese di Pieve di Soligo, accusato di aver picchiato i bambini che frequentavano la sua scuola coranica, andrà agli arresti domiciliari. È quanto deciso stamane dai giudici del riesame in merito all'appello presentato dalla Procura di Treviso. E dei fatti di Pieve si è tornati a parlare negli ultimi giorni, alla luce anche di quanto accaduto a Padova con l'arresto di un altro imam a sua volta accusato di aver usato violenza nei confronti dei suoi piccoli alunni. Dalle indagini è emerso che in passato avrebbe avuto contatti proprio con il centro
centro islamico di Pieve di Soligo. Oggi il paese trevigiano si interroga su questi episodi che rischiano di coinvolgere ed etichettare negativamente, suo malgrado, un'intera comunità. Questo è un caso che produce molto dolore nelle comunità, credo soprattutto nelle comunità bangladesi o comunque straniere del territorio, perché l'atteggiamento di pochi non può essere comunque riversato sulle comunità che cercano invece l'integrazione, di essere parte di questo nostro territorio. È importante, aggiunge poi il primo cittadino, un impegno di tutti. Sono atteggiamenti che vanno contro la nostra legge, che vanno contro le nostre regole e che non sono più accettati in questa nostra società e che sono perseguiti penalmente. Tante volte manca proprio una spiegazione di quelle che sono le leggi dei paesi per i quali dovremmo lavorare molto proprio per insegnare le nostre regole, e su questo dobbiamo lavorare sia come Stato ma anche come comunità locali. Intanto quanto accaduto a Pieve e a Padova viene duramente condannato anche dalla stessa comunità islamica. Per tutta la regione non va bene per niente per toccare bambino. Io ho studiato anche, mio paese, c'è maestro, imam, tutto quanto, però non ho trovato mai botte. Niente botte. No, botte da mente di lascia i bambini no, assolutamente no, quello è sbagliato. Ecco appunto, adesso andiamo a Padova, dove questa mattina si è svolto proprio l'interrogatorio di garanzia in tribunale nei confronti dell'altro imam, quello padovano accusato sempre di violenza nei confronti dei bambini della sua scuola. Si è avvalso della facoltà di non rispondere l'imam originario del Bangladesh, arrestato pochi giorni fa dalla Digos di Padova per quanto avveniva durante le sue lezioni quotidiane nel centro islamico di via Jacopo da Montagnana all'Arcella. Il 23enne, sottoposto a custodia cautelare in carcere, è comparso davanti al GIP del Tribunale di Padova per l'interrogatorio di garanzia, assistito dai suoi avvocati, per difendersi dalle accuse di maltrattamenti sui minori. Ma ha scelto di non parlare. Non si spegne intanto il clamore per una vicenda che ha scosso tanto la comunità musulmana padovana quanto la città stessa. L'imam è infatti accusato di aver effettuato pressioni psicologiche molto pesanti e violenze fisiche nei confronti dei bambini che gli venivano affidati per le lezioni di religione islamica. I piccoli venivano puniti per ogni piccolo errore nella recitazione del Corano del centro islamico dell'Arcella, fino a quando la verità si è fatta strada dagli atteggiamenti dei bambini a scuola. La Digos ha dato il via alle indagini raccogliendo prove che risulterebbero schiaccianti per il giovane di origini bengalesi. E adesso a Conegliano, con la tentata rapina avvenuta proprio ieri sera in un supermercato in pieno centro storico, sventata grazie alla prontezza di alcuni clienti. Vediamo. Ha riportato gravi lesioni sulla testa, sul viso e in diverse parti del corpo. Se la caverà con 10 giorni di prognosi il cassiere 61enne di Spresiano del Despar, che ieri sera in prossimità dell'orario di chiusura, pistola puntata alla tempia, è stato preso violentemente a sprangate dal rapinatore, un 62enne sardo che voleva assaltare appunto il supermercato di via Cavour in pieno centro a Conegliano, a pochi metri dalla sala da tè assaltata pochi giorni fa. Quella adesso si riprenderà entro breve. E niente, vorrei fare un ringraziamento innanzitutto al cliente che si è prodigato insieme appunto al collega a cercare di fermare l'aggressore, ma anche alle forze dell'ordine che sono state prontamente e rapidamente qui sul luogo in modo da appunto chiudere il cerchio nel modo migliore di tutti. Subito arrestato infatti il bandito dai carabinieri, chiamati in centrale da un cliente che si trovava a fare la spesa al supermercato, mentre un secondo interveniva a difesa del cassiere scagliandosi impavido contro il rapinatore. È stata fondamentale la segnalazione al 112 da parte del privato cittadino, che ha permesso ai militari dell'arma che erano già presenti in zona di intervenire con tempestività e impedire la fuga al malfattore. Subito arrestato infatti il bandito dai carabinieri, chiamati in centrale da un cliente che si trovava a fare la spesa al supermercato, mentre un secondo interveniva a difesa del cassiere scagliandosi impavido contro il rapinatore. Quello di ieri è il quinto assalto in appena poco più di un mese a Conegliano, e sebbene il rapinatore seriale delle farmacie sia stato arrestato dalla polizia proprio in questi giorni, tra i commercianti le ore in negozio scorrono all'insegna del terrore. Alla fine più la paura che il danno in sé, perché comunque vedersi di soppiatto arrivare una persona così malintenzionata, diciamo che non fa mai piacere. I cittadini non devono avere nessuna paura, perché noi abbiamo proiettato sul territorio un servizio di pattugliamento rinforzato e contiamo sulla chiamata al 112 di segnalarci fatti, movimenti o cose sospette, perché interveniamo prontamente.
E per garantire la sicurezza, e non soltanto a Treviso, sono arrivati i droni in dotazione agli agenti della Polizia Municipale. Eccoli i droni della Polizia Municipale in azione in via Pisa. Alle prove generali di volo in prima fila il comandante della Polizia Locale Andrea Gallo e il sindaco Mario Conte. Non è stato scelto a caso questo posto per il test dei nuovi droni. Con i nuovi collaboratori volanti, degrado e criminalità potranno essere contrastati a cominciare da quest'area. Il drone è uno strumento che può essere utilizzato per queste finalità, quindi partire da via Pisa significa anche una rinascita di via Pisa. Incidenti stradali, traffico ed abusi edilizi potranno essere monitorati con l'ausilio dei droni in pattuglia, ma non solo. Con i visori notturni si potranno mettere sotto controllo intere aree della città contro lo spaccio. Controllare la sicurezza di grandi eventi come concerti o manifestazioni. Le riprese, volendo, potrebbero essere collegate con la centrale operativa per riuscire a coadiuvare gli interventi più appropriati. Ma non solo, in futuro Treviso sarà il primo capoluogo di provincia che utilizzerà i droni per testare la qualità dell'aria. Utilizzare questo strumento per queste finalità credo che sia, ripeto, un caso unico sicuramente come capoluogo di provincia. I droni che andranno in dotazione al comando di polizia locale sono stati acquistati con una spesa di 12.000 euro dal comune di Treviso. 2 modelli in dotazione. Il drone più piccolo verrà dato in uso ad ogni pattuglia. 5 gli agenti che verranno istruiti per diventare piloti grazie a dei corsi di formazione. Verranno formati 4-5 piloti, sono stati forniti 2 mezzi per adesso, uno più leggero per fare operatività speditiva da parte delle pattuglie ed uno invece un po' più pesante, diciamo, e con delle potenzialità maggiori per fare delle attività programmate in rispetto della normativa ENAC in vigore. Ogni giorno ci sarà questo drone messo a disposizione delle pattuglie in modo tale che almeno un pilota sia in servizio, in modo tale che in caso di emergenza possa intervenire subito e nell'immediatezza dei fatti. Da dicembre potranno iniziare i nuovi servizi con grande soddisfazione del sindaco di Treviso. Nuove tecnologie a disposizione dei nostri agenti, a testimonianza che questa amministrazione ha dato dei segnali importanti proprio nella direzione di maggiore sicurezza per i nostri cittadini. Un traffico illecito di rifiuti speciali stroncato dai carabinieri forestali, perquisizioni in tutte le città del Veneto. Perquisizioni e sequestri sono stati effettuati sin dalle prime ore di oggi dai carabinieri forestali in tutte le province venete, ad eccezione di Belluno. Dal Padovano al Veneziano, dal Vicentino al Veronese, dal Rodigino al Trevigiano, i militari hanno controllato capannoni e ditte di trasporti nell'ambito dell'operazione Penelope, che ha portato ad oggi al sequestro di oltre 9.000 metri cubi di rifiuti speciali di natura tessile, stoccati illecitamente in varie città del nord Italia, in particolare in Emilia-Romagna e Veneto. Nella nostra regione i militari hanno controllato 2 capannoni a Quinto Vicentino e Monticello Conteotto, nel Veneziano sequestri a Scorzè, mentre nel Trevigiano ci sono state perquisizioni in una ditta di trasporti. Il nucleo investigativo del gruppo Carabinieri Forestali di Modena, insieme ai colleghi di diversi comandi provinciali, hanno così stroncato un traffico illecito di rifiuti speciali costituiti da cascami e ritagli tessili prodotti nel comparto industriale manifatturiero di Prato. 2 le persone arrestate, altre 16 indagate. L'indagine era partita nel 2018, quando all'interno di un capannone industriale nel Modenese vennero rinvenuti circa 2.500 metri cubi di rifiuti tessili contenuti in sacchi neri per l'immondizia. Successivi approfondimenti, che hanno visto tra l'altro l'utilizzo di intercettazioni telefoniche e di videosorveglianza, hanno consentito di accertare che gli scarti venivano smaltiti anche in altre località. Il meccanismo messo in piedi era ben oliato. L'illecito smaltimento consisteva nel trasformare attraverso fittizie operazioni di recupero i rifiuti speciali in materia prima secondaria o sottoprodotto per poi trasportarli e abbandonarli all'interno di capannoni, questo all'insaputa degli ignari proprietari, che hanno così subito un ingente danno economico, senza contare quello potenziale che poteva scaturire da eventuali incendi del materiale stoccato. I 2 arrestati, da quanto ricostruito, avrebbero pianificato e gestito l'attività dedita alla gestione di rifiuti attraverso società di cui avevano l'utilizzo e il controllo, senza ricoprire però alcuna carica o ruolo. L'organizzazione poi aveva al suo interno autotrasportatori compiacenti e soggetti impiegati come manovalanza presso i vari capannoni di destinazione dei rifiuti tessili. E adesso ad Asolo con la storia di 2 giovanissime che si fingevano disabili per chiedere soldi, sono state denunciate.
Si erano appostate domenica nel parcheggio di un centro commerciale di Fonte in mano un cartello nel quale spiegavano di essere sordomute e di essere impegnate nella raccolta fondi per una struttura che si occupa di bambini affetti proprio da sordomutismo. In alcuni momenti le richieste di un'offerta si erano fatte insistenti, al punto da spingere dei clienti a chiedere l'intervento dei carabinieri di Asolo, che giunti sul posto hanno subito verificato che le due ragazze di 20 e 24 anni senza fissa dimora di origine romena potevano sentire e parlare senza problemi. Addosso alle due militari hanno trovato 14 euro che erano appena stati donati da un pensionato e da un operaio della zona, inconsapevoli di essere le prime vittime della giornata delle due giovani che sono state denunciate per truffa in concorso. Secondo le prime indagini sembra che le ventenni non siano nuove ad azioni simili e che si siano rese responsabili di altri raggiri in alcune province del nord Italia. E adesso la riforma regionale dell'Ater, tanto contestata come abbiamo più volte documentato nel corso dei nostri telegiornali, riforma che entra decisamente nel vivo. Vediamo. Il dibattito, condito in queste settimane anche da diverse manifestazioni di protesta, prosegue, ma sui provvedimenti che dovranno caratterizzare la riforma regionale dell'Ater le parti appaiono più vicine. Alla vigilia della convocazione del tavolo tecnico regionale sulle nuove regole di edilizia residenziale pubblica, CGIL, Cisle Uil e sindacati degli inquilini ribadiscono le proprie richieste. I criteri per l'accesso e i criteri per il mantenimento dell'abitazione. Questa norma non tiene conto di moltissime cose e quello che dispiace è che non ci sia stata una simulazione, una verifica puntuale delle cose. Altro nervo scoperto sono gli aumenti d'affitto, anche del 300%, che dall'esterno possono apparire legittimi e per cifre irrisorie, ma vanno contestualizzati. Ci sono persone che hanno un ISEE molto basso, che pagavano per la precedente legge 10-20 euro, che scandalizzano, dicono abita in un alloggio e paga pochissimo, sì, però hanno un reddito anche loro basso, 250-500 euro, quindi sono al di sotto della soglia di povertà. Le parti comunque si stanno avvicinando, anche dai lavori delle commissioni provinciali delle Ater del Veneto, convocate dalla Regione per migliorie alla riforma, sembrano arrivare segnali in questo senso. Sono sulla stessa linea che siamo anche noi, perché anche loro dicono che bisogna elevare questi limiti dell'ISEE. Ci sono le situazioni degli invalidi, ricordo, anche loro dicono che i valori OMI, così come sono stati individuati, non è il massimo dell'equità. L'assessore Lanzarin ha dato disponibilità e io sono sempre ottimista di natura, per cui quando qualcuno dà disponibilità io ci credo. Punto di disaccordo rimane invece l'assenza di stanziamenti all'edilizia pubblica nel bilancio regionale 2020-2022 e quei 4.000 appartamenti sfitti che tra Ater e comuni sono in attesa di recupero. Alla Regione chiediamo iniziare una programmazione anche graduale con le risorse necessarie e adeguate per incrementare l'offerta di edilizia residenziale pubblica, perché questa vicenda ha rimesso al centro il grande scarto che c'è fra quello che è una domanda crescente, sempre più crescente, e quella che è l'offerta. E adesso un istante di pubblicità e poi ancora in diretta per parlare di un evento davvero speciale in quel di Treviso con un collegamento in diretta. Tra poco. TG Treviso, ben ritrovati, eccoci ancora in onda in diretta. Allora, come annunciato, ci colleghiamo subito a Treviso con il nostro Lucio Zanato, perché proprio a Treviso è in corso la presentazione di una nuova mostra, una mostra evento in città. È così, Lucio? Eccoti. Sì, buonasera Anna Maria, buonasera ai telespettatori di Antena 3, vi parlo pianissimo perché sono, come vedete, all'interno del Museo di Santa Caterina ed è in corso la presentazione in corso, abbiamo deciso di farvi vedere proprio che è in corso ed è in diretta, sì. Sono con l'assessore Andrea De Chicchi e la prima notizia è questa candidatura sostanzialmente di Treviso. Dimmi. Dimmi Anna Maria. Sì, no, siete un po' in ombra ma non importa, andate avanti. Allora cerchiamo di andare avanti, perché chiedo scusa al vice sindaco perché siamo un po' in ombra, dicono. Allora ci mettiamo un po' più avanti, eccoci qua, mettiamoci qua così, eccoci qua, adesso ci vedi chiaramente. Perfetto, anche i nostri telespettatori.
Ok, allora Assessore, parliamo piano perché è in corso questa bellissima manifestazione, soprattutto questa bellissima presentazione. Però la prima notizia è data il Sindaco, Treviso Capitale della Cultura 2021. Da questo splendido contesto proprio in diretta in cui stiamo presentando questo programma quadriennale di mostre, una più importante dell'altra, la prima con le splendide opere del Kunst di Vienna, non potevamo che testimoniare quanto nel corso del nostro mandato noi riserviamo di importanza alla cultura, di credere che la cultura sia un elemento di lancio, di esposizione per la città, e puntiamo seriamente ad essere capitale della cultura per il 2021. Ecco, poi tra l'altro questa è una mostra con il prestito da parte del Kunstmuseum di Vienna, delle nature morte, dei paesaggi, insomma dei quadri davvero eccezionali, di una raccolta, quella di Eliasburgo, che è unica nel suo genere. La prima volta credo che accada nella storia che una delle collezioni più importanti rappresentate al Kunst di Vienna venga prestata a una città che non sia Vienna stessa. Devo sottolineare da questo punto di vista lo splendido lavoro che è stato fatto dall'assessore alla cultura Lavinia Preti e dal signor Sindaco in persona per riuscire a convincere il Kunst di Vienna a investire su questo progetto culturale della città di Treviso e darci queste opere importantissime. Ecco Lucio, una mostra che però non finisce solo per dire un'ultima cosa, cioè che questa è una mostra di una serie di 4 anni, perché Treviso deve essere non solo un luogo di passaggio ma un luogo dove venire per trovare cultura. La programmazione è fondamentale, un'unica mostra può essere importantissima ma se non traccia un percorso perde di credibilità. Noi con questa importante mostra apriamo un percorso che durerà 4 anni e che sono certo sarà impreziosito dalla vittoria a Treviso Città della Cultura per il 2021. Grazie, restituisco la linea allo studio. Sì, e Lucio, volevo chiedere una cosa ad Andrea De Checchi con te. Allora abbiamo sentito la candidatura dopo Matera per Treviso Città della Cultura 2021 e questa mostra evento che è in corso di presentazione, da quando si terrà? Cominciamo da novembre, giusto, con questa mostra? Beh, diciamo che cominciamo l'aspetto pubblico da novembre, ma la nostra assessore Colonna Preti sta già lavorando per questo importante risultato che poi potrà essere portato alla rappresentazione di tutti da novembre con l'inizio di questa mostra. Perfetto. E fino a giugno, giusto? Fino a giugno, naturalmente. Ottimo, non mancheremo naturalmente. Grazie a Lucio, grazie all'assessore De Checchi. Adesso andiamo avanti perché intanto cresce l'attesa per l'arrivo in città del nuovo vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi. Inizierà domenica mattina da Pederobba l'impegno alla guida della diocesi di Treviso e in preparazione di questo evento domani sera dalle 21:15 andrà in onda una puntata davvero speciale di 40 con le immagini storiche ed esclusive dei nostri archivi. Allora vediamo. Aspettando il nuovo vescovo Tomasi è il titolo della puntata di 40 che venerdì sera dalle 21:15 racconterà 40 anni della Chiesa trevigiana attraverso le immagini storiche ed esclusive di Antenna 3. Partiremo dall'evento storicamente più importante per la diocesi e per la Marca tutta, l'arrivo di Papa Giovanni Paolo II a Riese in ricordo di Papa Sarto. In questo momento ho toccato la terra di Papa Sarto, di San Pio X. Tra le personalità che commenteranno la Chiesa trevigiana, dal vescovo Mistrorigo a Tomasi. Donaldo Danieli, che descriverà il percorso della diocesi visto dall'interno tra impegno parrocchiale e insegnamento al Pio X. La guida del vescovo di Chiampo, che partecipò alla rivoluzione del Concilio Vaticano e che affrontò quella dei costumi del 68, ma anche gli anni bui del terrorismo. Poi il nuovo pastore da Lodi, che ancora oggi da emerito condivide la città con il secondo ospite di 40, quel Giancarlo Gentilini che di guide diocesane ne ha conosciute davvero tante, partendo da Monsignor Mantiero, vescovo della guerra e del bombardamento del 7 aprile 44, per arrivare a Monsignor Gardin, con il quale non nasconde la sua differenza di pensiero. Rivedremo i riti legati al passaggio tra un vescovo e il suo successore, l'annuncio in episcopio, il primo incontro ufficiale con il prevosto di Asolo nell'immagine del 1988, antichissima e primaria sede vescovile, ma anche, come nel caso di Monsignor Bruno Mazzocato, l'incontro nel 2007 con il neovescovo di Vittorio Veneto e compagno di seminario Monsignor Corrado Pizziolo. Voci, volti e soprattutto emozioni di una delle tante vicende trevigiane che solo le immagini dell'archivio di Antenna 3 riescono a raccontare.
commentate al termine di questa puntata speciale di 40 da Andrea Passerini, una delle pene pungenti che dall'inizio degli anni '80 hanno fermato su carta la storia di Treviso e della sua provincia. A tutti abbiamo chiesto di dare un suggerimento al nuovo vescovo che da Pederoba domenica mattina inizierà il suo cammino alla guida della diocesi trevigiana. E per sapere cosa hanno risposto non resta che sintonizzarsi su Antenna 3, venerdì sera dalle 21:15 per lo speciale di 40, aspettando il vescovo Tomasi. Ecco, l'avete sentito con Lucio Zanato, domani a 40 ci sarà tra gli ospiti anche Giancarlo Gentilini e domenica Antenna 3, ve lo ricordo, seguirà l'arrivo di Monsignor Tomasi a Treviso, una lunga edizione straordinaria, collegamenti costanti lungo il percorso del Vescovo e ospiti in studio per commentare la giornata speciale della città. Per parlare di cinema e Veneto Film Commission negli USA, una puntata condotta dal nostro direttore Luigi Bacialli, ospite la collega, la giornalista Valentina Martelli, corrispondente RAI di Los Angeles. È davvero tutto per questa edizione, grazie per essere stati in nostra compagnia, ci salutiamo con le previsioni del tempo, arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Ben trovati al meteo. Quella di venerdì 4 ottobre sarà una giornata grigia e non si esclude qualche piovasco. Vediamo nel dettaglio cosa ci dice la previsione. Sul Veneto sarà più soleggiato al mattino, ma col passare delle ore la nuvolosità sarà in aumento. Il cielo risulterà coperto un po' dappertutto e sarà possibile anche qualche isolato e debole fenomeno sul Bellunese. Clima decisamente autunnale con temperature minime tra 5 e 13 gradi, massime comprese invece tra 14 e 18 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove il cielo anche qui sarà via via più nuvoloso nella seconda parte della giornata, anche con qualche pioggia di debole intensità e a carattere sparso. Temperature minime tra 7 e 12 gradi. I valori massimi invece saranno compresi tra i 16 e i 17 gradi. Situazione sostanzialmente identica sul Trentino Alto Adige, con molte nubi ovunque e anche con isolati acquazzoni, specie sui settori di confine. Temperature minime sui 7 gradi, massime sui 16 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature e moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.